Benvenute nel mondo di Amazing Marty Makeup. Faccio questo video per inaugurare le mie nuove luci, finalmente. Fuori diluvia e io finalmente riesco a girare, anche se non c'è un briciolo di luce solare, finalmente. E se vedete, infatti, ho questo meraviglioso riflesso. Non sono truccata, ma in questo video vi parlo velocemente dei prodotti preferiti corpo e viso riguardanti la skincare. Sarà un video molto veloce sui miei prodotti preferiti del momento, quelli che sto usando e quelli che uso veramente con piacere. Allora, prima di tutto vorrei partire con questo doccia schiuma della marca Derman, e questo ovviamente c'è l'ombra e io sono praticamente al buio più totale. Aspetta che appoggio qua. Ok, questa è la marca Derman e questo credo sia un doccia schiuma che si trova in farmacia, parafarmacia. È un bagno doccia molto nutriente. Allora, facciamo una piccola premessa. Io per i bagni doccia, cioè lavarmi con uno, lavarmi con un altro, mi è sempre stato abbastanza indifferente, non avevo mai notato grandi migliorie. Scelgo più che altro il bagno doccia per il profumo e ovviamente sì, naturale, abbastanza insomma poco schifezzoso, però insomma mi lavo con bagno doccia normali da grande distribuzione. Questo era stato regalato a mia sorella e praticamente gliel'ho finito io perché questo bagno doccia fa la differenza. Cioè, quando uscite e vi lavate dopo questo, praticamente avete la pelle super idratata, non occorre neanche quasi mettere la crema da corpo. Infatti, tipo un paio di volte io mi sono anche dimenticata, però dopo io trovo che sono tipo secchetta, cioè brutta, e invece con questo proprio è proprio la rivelazione. Quindi se lo trovate oppure volete andare in farmacia vi danno un campioncino o qualcosa, insomma, ve lo consiglio. E questo promosso, ho un'altra confezione, me la centellino e poi volevo vedere quanto costa, perché e comunque la profumazione è molto buona, sa da fiore, sa da delicata, da pulito, buonissimo. Questo proprio ve lo consiglio, spero si veda. Ok, altro prodotto di skincare e vi faccio vedere solo la scatola perché me lo sono dimenticata giù. È questo contorno occhi del Giardino Cosmetico, forse qua si vede un po' meglio. Questo contorno occhi del Giardino Cosmetico è un contorno occhi con il packaging classico a pipetta, lo schiacciate, il tubicino viene fuori sul tappino piccolino il goccino di prodotto. E ovviamente questa è una marca che trovate in tutti i CRAI, quindi se avete un CRAI vicino andate a vedere. In particolar modo io questo l'avevo trovato al Beauty Star perché hanno ampliato la linea di prodotti e adesso un po' ve ne parlo. Allora, questo contorno occhi ovviamente è formulato con una lista di ingredienti carina, quindi non ha tutti i riempitivi degli altri, quindi fa meglio, diciamo, ecco. Però come diminuzione di borse, occhiaie, io non ho notato chissà quali meraviglie. L'unica nota positiva che me lo fa piacere, mi piace metterlo, è che ha una consistenza abbastanza, cioè è un contorno occhi molto nutriente, infatti io lo metto sempre solo alla sera, se no poi il correttore mi va tutto impastricciato e lo metto solo alla sera. La mattina mi sveglio che ho comunque il contorno occhi riposato e non segnatissimo. E se io non metto contorno occhi cioè vado ad accentuare comunque con la vita e tutto quanto tutte le micro rughette che comunque ahimè con il tempo e l'età si fanno. Quindi questo è un ottimo contorno occhi per idratazione e mantenimento della zona periauricolare, quindi ve lo consiglio per questo. Se non avete occhiaie tipo Panda, è un buon contorno occhi, appunto. Ovviamente questo è solo curativo, non ha colore, è solamente curativo, se vogliamo.
Un altro prodotto che mi strapiace e ve lo faccio vedere sia con lo scatolino sia con il packaging è questo. E questo è sempre del Giardino Cosmetico, questo l'ho comprato nella fattispecie al Beauty Star ed è praticamente il siero lifting intenso con uva orsina del Piemonte, mirtillo, avena, acido ialuronico e provitamina B5 e chi più ne ha più ne metta. Allora, il packaging è questo e è fatto a pompetta, sono 30 ml come quasi tutti i packaging di sieri che sono 30 ml e l'ho preso proprio nel cambio di stagione perché comunque avevo finito tutti i sieri che avevo a casa. Ho fatto anche un periodo in cui non me lo sono più ricomprata il siero anche perché era caldo e comunque sì, non me lo sono più comprata. Grazie moscerino che mi voli davanti, sei simpatico. Stavo dicendo allora, questo sarebbe specifico per la pelle, comunque azione antirughe, pelli tra virgolette un po' più mature. Cioè, a mio avviso, comunque, passati i 25 anni, sì, dai 25 in su, sarebbe buona regola e norma applicare un siero viso, perché comunque il siero va a lavorare negli strati sotto della pelle e va comunque a mantenere l'idratazione. Ovviamente se è un siero formulato con una lista di ingredienti buoni, perché se vi mettete paraffine, petrolati e riempitivi siliconici l'effetto è solo superiore, ma sotto avete disastro. Quindi nel momento in cui smettete di mettere queste cose, cade il palco. Allora, questo ha un ICI completamente verde, è certificato ICEA, io spero si veda, dimmi che si vede, ok, e comunque vi metterò la lista degli ingredienti. Ecco qua. Fate stop al video in 3, 2, 1, eccola, la lista degli ingredienti. Allora, che cosa è questo siero? È fantastico. Allora, intanto ha questa consistenza gel che è meravigliosa. Me ne metto un pochino sulla mano e ve lo faccio vedere. Vedete? È un gel praticamente trasparente e voi lo stendete e si assorbe in un secondo, cioè fate veramente 4 passate sul viso e si assorbe, lo massaggiate. Quando avete già fatto tipo il terzo passaggio si è già assorbito, cioè è fantastico. E poi vi lascia la pelle praticamente super compatta e veramente turgida, mi piace un casino. E quando fa particolarmente freddo, oppure ci sono quei giorni in cui fa freddo, dopo fa caldo, io me lo metto per aumentare la barriera, perché sennò d'inverno io mi arrosso ed è un casino. Quindi l'unica cosa che voi starete pensando è il prezzo, che prezzo avrà mai questo prodotto. Tenetevi forte, questo io l'ho pagato 11,90 €, cioè un siero così 11,90 € della serie, pigliati questo siero e smettila di rompere. Quindi io ve lo promuovo a pienissimi voti. Tanto non vi annoio altro con prodotti, io spero di riuscire a fare qualche taglio in questo video perché è lunghissimo. Nel frattempo vi saluto e vi rimando ai preferiti trucco.